Sono particolarmente contento di essere in questo ambiente che già abbiamo avuto l'occasione di conoscere l'anno scorso con altre iniziative, ma lo sono in modo particolare perché ci troviamo di fronte ad un maestro che si confronta con questo spazio davvero di notevole levatura. Sono opere molto belle, bellissime, sono decisamente contento anche per il fatto che i nostri ragazzi, nel momento in cui sono venuti a preparare, a predisporre la mostra, credo che i nostri ragazzi abbiano capito che questa è la strada in qualche modo, e quando possono confrontarsi con dei maestri di questa levatura non possono che trarne ottime cose. Abbiamo iniziato l'anno scorso un rapporto di collaborazione con l'Istituto d'Arte. Devo dire che è stato gratificante sotto tanti profili, soprattutto sulla qualità dei pezzi che ci espongono. E questo è il secondo evento che organizziamo insieme, che viene fatto all'interno del nostro contesto, e devo dire che grazie a queste sinergie possiamo permetterci di ospitare delle mostre che hanno delle carature importanti, diversamente sarebbe per noi molto difficile. Devo dire che stavo dando un'occhiata, è veramente molto bella la location, e anche l'allestimento è stato realizzato in maniera azzeccata. Ospitiamo Lamberto Melina, un grande artista. In tutti e tre i piani della torre ci sono le sue opere. E è una cosa importantissima che siamo riusciti ad avere, ed è la prima manifestazione che facciamo in collaborazione quest'anno col liceo artistico, perché ne avremo un'altra a settembre, e in quell'epoca esporremo un pittore mantovano, Renzo Ferrarini. Diciamo che questa mostra è un percorso che apre vie diverse, simboliche, metaforiche, filosofiche. All'interno delle mie opere, infatti, ci sono delle strade, dei viaggi che si possono percorrere, che sono viaggi di carattere scientifico, filosofico, ricalcano alcune strutture, diciamo, poetiche, e richiamano in alcuni casi anche delle, diciamo, mitologie dei nostri padri greci. Sono circa 40 opere, la maggior parte sono negli ultimi 3-4 anni. Ce ne sono alcuni anche che risalgono agli inizi di questa produzione con questo fondale nero, che risalgono al 2008-2009, però tutti gli altri sono comunque abbastanza recenti.